visto il momento per noi un po' di difficoltà dal punto di vista, diciamo, di uomini e questa situazione di emergenza, avevamo impostato la partita per fare un contenimento a tutto campo e se possibile riuscire a partire in contropiede, cosa che per la verità non ci è riuscito molto. Sapevamo che l'Alcamo è ben organizzata, è una bella squadra, ben messa in tutti i reparti e quindi niente, cercavamo, però poi dopo il gol è venuto da un errore a centrocampo e siamo stati puniti. Sapevamo il Fulgatore che era sicuramente una squadra difficile, allenata benissimo da un grande allenatore che conosco bene, una società che fa giocare i giovani e oggi ho visto dei giovani importanti. Ricordiamoci che 2 settimane fa sono andato a pareggiare nel campo della Capolista, quindi sapevamo che il Fulgatore era una gara dura, però i ragazzi sono stati bravi a interpretarla nel miglior modo possibile. Sappiamo anche che avevamo diverse assenze, però il gruppo è forte e quindi sono molto soddisfatto perché sono 3 punti pesanti secondo me questi. Sapevamo noi che incontravamo una squadra ostica, perché il Fulgatore è una squadra che gioca da tanto tempo tutti insieme, quindi sapevamo di affrontare una squadra forte. L'importante è aver portato questi 3 punti e sono felice che sia stato il mio ruolo a regalare questi 3 punti all'Alcamo. Sì, sappiamo bene che il girone di ritorno è un campionato a parte, quindi si ricomincia un altro campionato e sicuramente era importante partire con il piede giusto. Ci siamo riusciti, è arrivata questa vittoria che per noi era fondamentale e speriamo di continuare questa marcia. Mercoledì si ritorna in Coppa, poi domenica c'è la seconda di campionato a Valderice, ecco 2 partite altrettanto importanti. Sì, affrontiamo due grandi squadre con organici importanti, pensiamo a quella di Coppa che sicuramente per noi è una gara importante, sappiamo che l'Atletico Partinico ha una rosa per la categoria e infatti sta salendo sempre di più.